Questa è una delle tante iniziative e la volontà di ricordare fino in fondo che qui siamo nella provincia che è stata martoriata da questa catastrofe, che ha circa 100.000 ettari di bosco interessati, dei quali almeno 28.000 con le piante stabili. I veneti stanno donando tanto sia ai singoli cittadini che alle imprese. Questo è positivo. Pronti? Vai! Grazie. Vengo per essere breve alla vicenda della tragedia. Qualcuno la chiama alluvione, non è un'alluvione, no? Nel libretto uso e manutenzione ha messo una nuova voce, no? Vento forte uguale catastrofe. Noi abbiamo 100.000 ettari interessati da Asiago fino al Comelico, passando per il Cadore, per la Gordino, insomma tutto quello che sapete, più o meno 28.000 ettari rasi al suolo, abbiamo milioni di metri cubi di legno da tirar su, abbiamo alcuni aspetti sui quali comunque stiamo già lavorando. Siamo riusciti a fare una bella foto dei satelliti 10 giorni fa, abbiamo chiesto che fossero girati i satelliti per fare una foto del Veneto, quindi adesso abbiamo contezza con questa foto, che è una foto lavorabile dal punto di vista digitale, con misure che hanno precisione di 1,5 metri. Abbiamo intanto una conta di griglie, frane, tutti i casini che abbiamo in giro per il Veneto. Abbiamo la contezza di dove sono caduti gli alberi e abbiamo il raffronto, in virtù di un altro programma che abbiamo acquisito, in base a una foto dell'agosto 2018, anche la conta di quegli alberi, perché abbiamo un programma che conta gli alberi in piedi, quindi sovrapponendo l'area so quanti alberi sono caduti. Sono milioni di alberi caduti. Abbiamo necessità di fare adesso un lavoro preparatorio per fare le gare a lotti. Io so che in questo paese, io sono appena tornato dal Giappone, sapete che in Giappone non hanno il cestino della spazzatura? Sapete no? Perché ognuno si porta il suo squash a casa. E lì non fanno tutti i commissari tecnici nazionali, lì non è pieno di premi Nobel che sanno tutti e uno che con il piccone e il badile lavora. Lì è il contrario, tutti lavorano e uno comanda. E io dico solo che sono graditi i suggerimenti, è grandissimo l'aiuto di tutti, ringrazio tutti quelli che ci stanno aiutando, dai volontari passando per i vigili del fuoco, le colonne mobili di Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, militari e la protezione civile, sono tutti quelli che hanno lavorato, i cittadini, quelli che hanno versato, dal bimbo che ha versato i 5 euro, Achille che ha versato i 5 euro che accenderà l'albero di Natale di Rocca Pietro il 7, o l'8 quando sia, o a chi ne versa tanti come molte imprese che sto girando e che sto visitando, scusate. Ringrazio tutti, però è pur vero che noi gente che ci fa perdere tempo non la vogliamo. Che vi dico, voi sapete che sono franco, se devo mandare a quel paese mando a quel paese, se devo dirvi che siete stati bravi, sì, siete stati degli eroi. Perché i sindaci si sono trovati senza energia elettrica, molti senza acquedotto, senza segnale telefonico e non si sono messi a piangere buttandosi per terra e dicendo lo Stato ci ha abbandonato, ma si sono rimboccati le maniche e forse hanno fatto anche troppo, perché adesso io ho difficoltà, per fortuna che ho fatto un bel po' che ho foto prima, e se no alla fine a Roma non mi crede neanche più che sta la catastrofe. Quindi grazie ai sindaci, alle amministrazioni comunali, ai gruppi di protezione civile. Però cosa voglio dirvi? Adesso qua non ci vuole confusione, Qua bisogna che ci sia una catena di comando che funziona, se no quegli alberi ve li tenete a vita. Non è una minaccia, è una constatazione. Non è facile recuperare questi alberi, di valanghe, di frane, di tutta una serie di casini e fitosanitari. E poi ne abbiamo uno che per me viene prima di tutto, perdonatemi, che è quello del fatturato. Noi vendiamo il paesaggio e quello non è più paesaggio. Quindi noi adesso facciamo le misure, anzi le stiamo già facendo, cercheremo di fare una proposta per lotti funzionali e bisogna farle dove le amministrazioni non riescono a farsi la pulizia, dove le regole non riescono a farsi la pulizia, dove i privati riescono a farsi la pulizia. Il 30% di questi 28.000 ettari sono privati, quindi a me, io posso andare in casa ad altri, però prima devo fare delle diffide, quindi evitate di scrivere, di dirmi ma sono stato diffidato, o ti pulisci a casa o se no facciamo col metodo giapponese, veniamo a prenderti i tronchi e dopo non piangere, perché uomini e donne avvisati, mezzi salvati. Io non posso accettare che resti tutta sta roba in giro per le montagne, perché poi rispondo io.
Il commissario risponde penalmente e civilmente in prima persona, non ha nessuno dietro, davanti, niente, firmo io le carte. E chiedo la collaborazione di tutti. Nella ordinanza commissariale, oltre ad aver nominato i famosi soggetti attuatori, chi sono? Sono gli esperti che fanno le perizie e dicono boh, per il legname bisogna fare questo, stiamo sentendo anche gli stranieri fatto sul legname, per le cave bisogna, per le frane quest'altro e così via. Credo fermamente che i soggetti attuatori che sono il punto di riferimento di questa gestione commissariale siano i sindaci. Io ho fatto il commissario nel 2010 con l'alluvione, era molto più complicata di questa dal punto di vista civile. 232 comuni alluvionati su 574, 10.040 famiglie con l'acqua in casa. A Vicenza si girava col gommone. Quindi immaginate che il giorno dopo non è che spallavano un po' di fango e via, cioè io avevo territori pieni d'acqua. Vi lascio perdere i casini che abbiamo avuto per mesi. Quindi qui abbiamo il vantaggio che i cittadini sono già tornati alla normale vita di tutti i giorni, allora abbiamo avuto famiglie fuori di casa per mesi. E poi ho fatto la gestione commissariale del terremoto 2012. Ho visto fin dal 2010 che è fondamentale applicare il federalismo da autonomista impenitente quale sono io, cioè che i sindaci siano il punto di riferimento sul territorio. Vi diamo tutto il supporto, abbiate pazienza, vedremo di fare delle convocazioni con i tecnici, vedete che stiamo qui a fare robe per i giornalisti, cioè robe utili a voi, perché il ruolo di soggetto votatore è un ruolo delicato, non voglio che siate messi in difficoltà e quindi dovete avere un riferimento anche giuridico per capire cosa potete fare e cosa non potete fare. E le carte che noi abbiamo intestate sono col marchietto della Repubblica Italiana, non sono più le marche della Regione del Veneto, perché la gestione commissariale è che il commissario è un commissario di governo. Quindi prima è necessario che voi inquadriate bene giuridicamente cosa sta accadendo, dopodiché operativamente riusciamo a portare fuori. E poi da soli si rubare soldi alle gestioni commissariali e a chi ne ha bisogno non è una bella roba, per cui io passo a campione alcune pratiche, ve lo dico, quindi non è, come si dice, l'ossessione di Zaia che vanno a rompere le palle a qualcuno, passo alcune pratiche a campione al settaccio totale, cioè andiamo a verificare fino a casa cosa è accaduto, per evitare che qualcuno faccia dichiarazioni che non stanno nel cielo in terra. E i soldi sono tanti, noi li avremo tutti, il governo ci ha fatto 2 stanziamenti, uno da 53 milioni e uno da 200. A noi verosimilmente dovrebbero toccare in totale dei 253 circa 70-80 milioni. Non bastano ma aiutano. Ho notizia di un altro stanziamento di parecchie centinaia di milioni di euro in questa legge di stabilità per gli investimenti. Cerchiamo di trasformare, come sappiamo fare solo noi veneti, i gelatieri ce lo dimostrano, il problema da problema in risorsa, ce la facciamo. Noi abbiamo un grande spartiacque, o spopolare la montagna o far ripartire il rinascimento della montagna. Sui boschi cominciate a fare un ragionamento, ed ho chiuso, ma scusatemi, è troppo violenta la situazione, del fatto che ogni anno in Italia se ne vanno 100.000 ettari di prato a vantaggio del bosco. Iniziate nei vostri territori. Io sì, vabbè, collaboro, ho coinvolto l'Università di Padova, il professor Cavalli che è bravissimo, però iniziate a pensare, ma riguardando qualche foto storica, se riusciamo a rifare, come si dice, esteticamente e a ridisegnare il confine dei boschi, perché siccome non ci sono più possiamo decidere fino a che punto piantare. Io penso che le montagne hanno bisogno anche di prati, non solo di boschi che ormai uno verse a finestra dell'albergo delle già alpine davanti, perché questo è quello che è accaduto. Quindi una pulizia, dopodiché l'Università di Padova deciderà quali saranno le migliori essenze arboree da piantumare, ma questo lo lasciamo ai tecnici. Finché l'altitudine ce lo permette, il bosco sarà un bosco meticciato, quindi non più di monocoltura. Dopodiché oltre una certa altitudine mi sa di capire che dobbiamo andare sulle conifere, dobbiamo andare sugli abeti, sì, ma direi anche più larici, cosa che qua noi ne abbiamo poca, e poi capiremo cosa fare. Grazie a tutti e buona domenica.